Certe cose fanno più male a me ascoltarle che a loro, perché loro possono dire... Cioè sentire Di Maio e dice mi fa male. Sì, perché è un conto che lo sentano loro e lo criticano a destra e a sinistra. Quando lo sento io dico ma chi è che ti dice ste robe? Ma veramente, ma cambia consigliere, cioè vieni qua, fatti 15 giorni di ferie qua in Veneto prima di parlare un'altra volta sull'autonomia. Con voi, cioè, sì, con noi. Allora, Scarabelli, posto di avermi già garantito uno degli estratti per i telegiornali di domani, perché comunque è una notizia che insomma, un grillino di questa regione dica una cosa così forte comunque sul proprio leader. Ma lui è onesto intellettualmente? È onesto intellettualmente. Cioè, io prima di essere del Movimento 5 Stelle sono veneto, cioè nel senso, quindi... più che altro è non sentire un vero ragionamento dietro, cioè, sembra che non si sia capito cosa significa per noi il tema dell'autonomia. Cioè, quelle cifre, quel referendum, cioè, il nostro pilastro cardine è sempre stata la democrazia diretta. Più democrazia diretta di un referendum credo che non ci sia. Ok, poi i ragionamenti sui dettagli, non può essere una secessione, ma è impossibile che sia una secessione, cioè il percorso è dettato dalla Costituzione, tutto quanto. Lo stato delle cose in Italia adesso non dipende dall'autonomia. Quando uno mi dice l'aspettativa di vita non la decide l'autonomia ad oggi, cioè se c'è più aspettativa di vita in Veneto rispetto alla Calabria, non dipende dall'autonomia, perché ad oggi l'autonomia non c'è, dipende da come vengono amministrati i soldi.